giurami, la notte sta aspettandomi e il buio mi darà di più di questa pioggia acida. Seguimi, tu sai che non ti mentirò, il buio ci unirà di più del rosso di un semaforo. Se lo vuoi, porta pure me, come un tuo regalo da rendermi possibile. Ma vorrei cambiare tutto questo, adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo, adesso mi darò per te, dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in me, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Cercami, la notte sta aspettandomi e so che è un po' difficile vederti solo un attimo. Giurami che quello che farai per me adesso e sempre resterà segreto inconfessabile. Io lo so che quello che ti do è ancora troppo poco per renderti visibile, ma vorrei cambiare tutto questo, adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo, adesso mi darò per te, dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in noi, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Massimo Da. Ciao Ettore, ciao a tutti. Allora, questo è il CD di Massimo Da che si intitola Piume Bianche. Perfetto, complimenti, ti auguriamo una buona estate. Grazie, credo che lo sport e la musica siano gli unici valori rimasti di unione, di fratellanza, quello che vogliamo. Grazie, giusto, grazie Massimo. E adesso parliamo di prima categoria. Quando parliamo di prima categoria parliamo chiaramente veramente di tantissimi dirigenti, di tantissimi giocatori. Pensate, 7 gironi e sono veramente tanti, e quindi potete immaginare quanti uomini che girano all'interno di questo mondo dilettantistico, soprattutto della prima categoria. E subito diamo lettura delle nomination quale miglior dirigente del campionato di prima categoria. Allora, sono in nomination Sergio Anfuso della Salleone Catania, Giuseppe Lupo dell'Albatros Fair Play ed infine Giuseppe Rosignolo dell'Acque Dolci, che purtroppo però è assente perché un lutto ha colpito la loro comunità e quindi purtroppo è assente, e la cosa ci dispiace, lo abbracciamo fortemente. Nel frattempo ci hanno raggiunto Sergio Anfuso e il presidente dell'Albatros, il presidente onorario dell'Albatros Fair Play al centro. Allora, siamo pronti adesso, la busta sta per arrivare ed invito qui sul palco per insomma comunicare il nome del vincitore, un amico di Penalty, Salvo Pappalardo. Salvo Pappalardo, giornalista sportivo, firma importante del quotidiano La Sicilia, adesso anche collaboratore della trasmissione Penalty Play, quindi siamo doppiamente contenti. Ciao caro Salvo, ti diamo subito la busta perché aprirai tu la busta e ci comunicherai il nome, insomma, del vincitore quale miglior dirigente del campionato di prima categoria. Una grande categoria. Il miglior dirigente è Giuseppe Lupo. Albatros Fair Play.
Consegniamo la targa al Salvo Pappalardo, sarà lui stesso a consegnarla al presidente onorario dell'Albatros Fair Play. Eccolo qui, perfetto. Battuta veloce anche con insomma, il presidente Lupo, che già un paio di anni fa, se non sbaglio, con il Prizzi aveva raggiunto questo obiettivo di vittoria di un campionato. Poi insomma a Prizzi è successo qualcosa, tutto si è rotto, è ritornato in pista adesso con un'altra società di Lercara e subito Coppa e addirittura campionato. Meglio di così non poteva essere il suo ritorno. Sì, diciamo che ho portato molta fortuna all'Lercara. Ho portato giustamente i giocatori che mi sono rimasti legati con me a Prizzi, che purtroppo per numero ormai ridottissimo di giocatori e di dirigenti non ho potuto più portare avanti. Questo mix, diciamo, di giocatori locali prizzesi, l'arcarese e anche giustamente tutti quelli che ho preso di Palermo ha creato questo diciamo, connubio ideale con i ragazzi di Lercara, e un ringraziamento particolare lo voglio fare all'altro presente, al presidente Catalano, che ovviamente il premio è anche loro e di tutti i dirigenti del Lercara che mi hanno dato questa possibilità di rimettermi, diciamo, tra virgolette, in gioco, ed è stato un bel gioco quest'anno, grazie. Adesso però non vorrei che insomma, pensassi un po' anche al tris, no? Perché insomma dopo 2 campionati vinti, tu di campionati ne hai vinti tanti in prima categoria, anche quest'anno insomma la soddisfazione con la San Leone di Catania, che va per la prima volta nella sua storia a disputare il campionato di promozione. Rimane il fatto che questo è sempre comunque un campionato molto difficile, partecipare sulla carta potrebbe essere facile, però poi dopo i campionati si vincono quando si vincono le partite. Allora, permesso che secondo me vincere non è mai facile, dalla terza categoria la Serie A, quindi, però diciamo quest'anno è stata abbastanza complicata per tutta una serie di contingenze che sono nate, legate a tutta una serie di infortuni e imprevisti che grazie a Dio siamo riusciti a risolvere, però è stata una bella stagione grazie alla società che ha creduto nel mio lavoro, nel lavoro del mister, nel lavoro dei ragazzi, che hanno comunque messo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per poter raggiungere poi un obiettivo voluto, tutto sommato. Molto, molto voluto, complimenti ancora. Vogliamo consegnare anche la targa ricordo al nostro Salvo Pappalardo, in modo che così insomma anche lui immortalerà questo momento in questa quinta edizione dei Penalty Awards. Battuta, sì. Battuta la devo dire per forza, e questo signore non si ricorda di me perché 30 anni fa abbiamo battuto noi Matteo Acosta, la San Leone, e là c'è un testimone che è Gigi Chiavaro, che a soli 14 anni giocava in terza categoria ed era già mezzo killer, grande campione. Beh, La San Leone, Campo Duca d'Aosta, è sempre e sarà sempre una grande società e un grande quartiere. allora lui come al solito promoziona la sua enciclopedia che uscirà a breve. Si era pensata ad un'enciclopedia di 600 pagine, poi si è reso conto che 600 pagine erano tante, verrà divisa in 3 capitoli, perché lui è veramente la storia vivente del calcio a Catania. Grazie Salvo, grazie. Presidente, in bocca al lupo, complimenti anche a Sergio in gamba. E dopo il gruppo dirigenziale, il gruppo degli allenatori. 3 allenatori in gara per quanto riguarda la prima categoria, sempre 3 nomi importanti, hanno ottenuto veramente un grande successo in questa stagione 2017-2018. Invito qui sul palco Giovanni Lamela dello Sporting Taormina, Salvatore Maniscalco, Oratorio San Ciro e San Giorgio, e Gianluca Trombino del Caramineo. Salvatore, Giovanni, e adesso sta arrivando, eccolo qui, l'allenatore del Caramineo, ovvero Gianluca Trombino. Ciao Gianluca, ciao Gianluca. Allora, vediamo un pochettino, perché la busta, quella pesante, la danno sempre a me, non capisco perché, però va bene, grazie Federica, molto gentile. Aprirò io la busta quale miglior allenatore del campionato di prima categoria, però devo farvi i complimenti perché tutti hanno una storia in questa stagione. Tra poco in maniera breve la racconteremo, perché il campionato di prima categoria è sempre molto molto impegnativo. Eccolo qui, risultato finale: vince come miglior allenatore della stagione 2017-2018 il campionato di prima categoria, i Penalty Awards,
l'allenatore del Caramineo Gianluca Trombino. Consegniamo la targa. Nel frattempo che arriva la targa anche ai 2 partecipanti alle nomination, battuta con questo allenatore che, pensate un po', allena una squadra di stranieri, tra virgolette, perché il Caramineo sanno tutti di cosa si occupa. Tu, attraverso grandi sacrifici, hai portato avanti questo progetto, hai vinto ancora anche un altro campionato, ma che effetto fa lavorare con extracomunitari? Diciamo è particolare perché ovviamente vengono da culture diverse, è difficile insomma riuscire a collocare culture diverse, religioni diverse ad un contesto sportivo e ovviamente a portare dei risultati sportivi. E quindi sicuramente partirai di nuovo nella speranza che avrai gli stessi giocatori di questa stagione, perché poi spesso e volentieri succede che dopo aver lavorato tanto con questi ragazzi qualcuno va via. Questa è una speranza, sì, perché ovviamente ogni anno ci ritroviamo a mantenere soltanto il 20-30% della squadra e diciamo è una difficoltà sempre maggiore perché ovviamente ti vai ad approcciare a campionati di categoria superiore, ovviamente dopo che diciamo, fai un lavoro tecnico-tattico importante, reiniziare tutto da capo è molto difficile, però ovviamente sembra una nuova sfida e siamo lì. Permettetemi, Ettore, di ringraziare tutto lo staff dirigenziale che mi ha permesso di essere qui, i giocatori che l'anno scorso hanno fatto un gran campionato, un'ottima promozione e poi ovviamente lo staff tecnico con il mio collega Manzella, il prof Barbarino, Franco Clemenza e ovviamente i giocatori, un gruppo fantastico, una grande famiglia. Una grande soddisfazione, così come è anche una grande soddisfazione, insomma, la favola dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, che poi sarebbe a tutti gli effetti Marineo, un piccolissimo centro vicino Palermo, e io sono sicuro che insomma qualcosa vi ha accompagnato, qualcosa che probabilmente neanche voi sapevate cosa era. Vabbè, diciamo che abbiamo scritto tutti la storia, dalla dirigenza ai giocatori, io che sono subentrato dopo 5 partite, diciamo, abbiamo creato un gruppo fantastico, pian piano ci siamo ritrovati in questa realtà, vincendo anche la finale di playoff. Diciamo una cosa fantastica che non dimenticherò facilmente. Soprattutto non dimenticheranno tutti insomma, gli abitanti di Marineo, che sono pochissimi ma molto, molto sportivi. Una cosa fantastica, i paesani anche felicissimi, tutti completamente. Bene, e invece Giovanni è ritornato, grazie anche allo Sporting Taormina, ad assaporare anche un calcio che conta, perché insomma Taormina merita ampiamente categorie molto più impegnative. Hai fatto un campionato bellissimo, una finale di Coppa, ma soprattutto un campionato vinto anche in questo caso abbondantemente prima della fine. Sì, Taormina ovviamente ha un passato un po' più glorioso e merita altri palcoscenici, quindi è una piazza importante, è un presidente importante, organizzazione non da prima categoria, infatti l'ha dimostrato il fatto che siamo arrivati in finale di Coppa e abbiamo vinto un campionato in maniera larga. Merita altri palcoscenici ed è stato importante per me misurarmi in questa piazza. E ci sei riuscito sicuramente, perché comunque alla fine i risultati parlano dalla vostra. Grazie e complimenti ragazzi, complimenti a tutti, buon lavoro anche per la prossima stagione. Altro premio importante e speciale all'interno della nostra manifestazione, dopo quello dedicato alla carriera sportiva, quest'anno assegnato a Gigi Chiavaro, abbiamo il premio Un uomo per lo sport. Attenzione, perché questo è un premio molto molto intelligente per colui che attraverso il suo impegno riesce veramente a trasmettere la voglia di sport nella società dove chiaramente è tesserato ed è attorniato in questo caso, devo dire, da uno staff meraviglioso, ma da tanti giovani. E allora noi adesso consegniamo il premio Un uomo per lo sport a Pietro Dell'Orzo. Ciao Pietro. Allora Pietro, tra poco
insomma, ti consegniamo questo premio, perché è un premio che dimostra che quando si lavora con i giovani si ha la possibilità veramente di ricevere tante soddisfazioni. Calcio Sicilia ha dimostrato veramente sul campo, con la vostra tenacia, che lavorando seriamente con i ragazzi i risultati arrivano a prescindere. Sì, quest'anno dopo la vittoria dell'anno scorso dello scudetto ci siamo ripetuti intanto a livello regionale facendo una storica doppietta con allievi giovanissimi e vincendo il titolo regionale, che a quanto mi hanno detto non era stata mai fatta questa cosa a livello del calcio giovanile in Sicilia. Adesso cercheremo di tenere alta la bandiera della Sicilia nelle fasi nazionali. Sicuramente lavorare con i giovani è un ruolo di grande responsabilità, perché si cerca di formarli non solo dal punto di vista calcistico, ma anche cercando di dargli dei valori che purtroppo nelle generazioni, nelle nuove generazioni nello sport vengono un po' a mancare. Ormai si pensa che si va avanti con la raccomandazione, col procuratore, invece dobbiamo fare capire ai giovani, soprattutto noi addetti ai lavori, che dobbiamo dare l'esempio che non è così. Avete capito perché ha vinto il premio Un uomo per lo sport? Facciamo un applauso, perché quando un dirigente ha un obiettivo preciso, che è la moralità anche del gruppo, sicuramente insomma, lancia dei messaggi fortissimi. A premiare il nostro uomo per lo sport 2018, Pietro Dell'Orzo, sarà Teresa Chiara della FIGC di Catania, delegata della FIGC di Catania. Lei è legatissima al mondo del calcio giovanile, questo sicuramente già lo saprai. Salve, salve. Allora, consegniamo a Teresa Chiara la targa che a sua volta porgerà a Pietro Dell'Orzo, vincitore del premio Un uomo per lo sport, ed è sicuramente la persona giusta, Teresa, perché insomma ti abbiamo visto veramente tantissimo in mezzo ai giovani quest'anno, con grandi soddisfazioni. Avere accanto un rappresentante di una società che veramente lavora con i giovani, insomma, meglio di così. Allora, quest'anno una stagione di tantissime soddisfazioni a livello giovanile, ma anche con la terza categoria e con la Serie D di calcio a 5. E sono onorata di premiarlo, perché per me è un lavoro fatto in maniera prolungata nel tempo e programmata. Io dico sempre alle società, quelle anche di prima categoria, di seconda, ma anche di terza categoria, di investire sui giovani, di lavorare alla base. È quello che darà il futuro al calcio e lo migliorerà. Quindi per questo noi investiamo tanto nell'attività giovanile. Voi sapete bene quanta attività si fa nella provincia catanese, tra tante, oltre alle finali che abbiamo avuto adesso degli allievi giovanissimi, abbiamo anche, sì, quelle provinciali, abbiamo anche il torneo Fair Play, ideato l'anno scorso proprio per mandare avanti il messaggio della disciplina, tant'è che partecipano le squadre che sono più in alto con la classifica disciplina, e questi valori positivi che sono il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, tutti quei valori che il calcio e tutti gli sport trasmettono e i nostri istruttori trasmettono ai nostri ragazzi, quindi bello. Bel messaggio. Bene, grazie ancora, ci vediamo dopo, a presto. La inviterò dopo per un'altra importante premiazione. Allora, per quanto riguarda la prima categoria, a questo punto dobbiamo premiare il miglior giocatore dei 7 gironi, e devo dire che anche in questo caso, insomma, l'imbarazzo della scelta è stato considerevole. Invito qui sul palco i 3 che sono in nomination: Thomas Dambra del Borgo Nuovo, Marco Saccullo, Ciclope Bronte, e Antonino Torre della Virtus Milazzo. Ciao Marco. Thomas. Antonino. Venite qui. Protagonisti in prima categoria, ma sappiamo i vostri curriculum, quindi ci stiamo zitti, però la prima categoria è sempre comunque un bel banco di prova, perché poi bisogna vincere, bisogna segnare tanti gol, e quando si segnano tanti gol sicuramente si raggiunge l'obiettivo e la felicità soprattutto dei presidenti in questo senso. Allora, siamo pronti per premiare la prima categoria ed invito qui un giocatore, si chiama
Vincenzo Firingeli. Ciao Vincenzo, quest'anno ho voluto dare questa possibilità a un giocatore del Vallelunga che ha giocato il campionato di promozione di premiarvi. Sarà lui a comunicarci il nome di colui che vince come miglior giocatore del campionato di prima categoria. Allora, buonasera. Miglior giocatore Thomas D'Ambra, Borgonuovo. Diamola direttamente a Vincenzo che la consegna a Thomas. Complimenti. Rimani qui al centro perché nel frattempo che ricevono anche le altre targhe io una battuta con Thomas la devo fare, perché Borgonuovo non è neanche un paese, è un quartiere di Palermo, un grande quartiere di Palermo, pertanto insomma se un quartiere raggiunge il campionato di promozione c'è un motivo, evidentemente voglia di unire, voglia di giocare insieme, un gruppo di amici che probabilmente ogni domenica lottano per un obiettivo, insomma tutti i requisiti giusti per vincere un campionato. Una grande famiglia soprattutto, e poi è un minimo quello di vincere il campionato con 80.000 abitanti, perché Borgonuovo fa 80.000 abitanti, quindi meritava, è il minimo che poteva meritare. E quindi sei doppiamente contento insomma che porti a casa il premio numero 1. Giustamente, sì. Bravo a Thomas D'Ambra. Allora avviciniamoci perché adesso voglio parlare con Marco Saccullo del Ciclope Bronte, vincitore del campionato girone F, ma a prescindere dal girone un campionato sempre altissimo al vertice, mai una volta, mai una settimana insomma che fosse venuto il dubbio. Fortunatamente dalla prima giornata fino alla 26esima siamo stati in testa e questo è una sensazione importante. Ringraziamento intanto a te per l'invito e poi un ringraziamento particolare alla società, perché con enormi sforzi economici è riuscita dopo 2 anni di sacrifici a raggiungere l'obiettivo che è la promozione e il salto di categoria. Tra l'altro una squadra che è principalmente costruita da brontesi, con brontesi, mentre invece Milazzo, cioè diciamolo pure, Milazzo ci avevamo un po' pensato qualche anno fa che poteva insomma aspirare a campionati importanti, poi la caduta, adesso subito la risalita, addirittura con 2 squadre, voi la prima che siete arrivati al primo posto e poi c'è anche l'Academy. Grande soddisfazione, quindi a Milazzo a questo punto hanno richiuso il cerchio per categorie molto più importanti. Antonino? Sì, diciamo che Milazzo merita palcoscenici importanti. E tu che fai? Rimani a Milazzo? Continui ancora il percorso iniziato quest'anno? Io da milazzese il mio desiderio è di rimanere, però vedremo cosa riserva il futuro. Beh, il calciomercato è già esploso. Grazie. Rimanete un attimo qui perché dobbiamo consegnare a Vincenzo Firingeli la targa ricordo della presenza. La battuta la voglio fare anche con lui perché insomma Caltanissetta, tutta quella zona lì insomma piange perché non ha una grande squadra di punta, però voi nel vostro piccolo con il Vallelunga avete cercato di agganciare i playoff, non ci siete riusciti, ma l'idea di una squadra di prima categoria che mette prima davanti a tutti i valori, quelli credo che insomma ci siete riusciti ad averli. Ciao Ettore, buonasera, grazie per l'invito innanzitutto. Grazie a te. Sì, quest'anno è stato un bel campionato comunque sia, peccato non aver centrato i playoff, però dai, ci siamo divertiti, un bel paesino, una nuova matricola, speriamo di fare bene in futuro. Da questo punto si parte allora. Sì, ci mancherebbe altro. Perfetto, grazie a Vincenzo, grazie anche ai ragazzi che sono stati in nomination, grazie. Allora, io invito qui il nostro tecnico Roberto Di Marco a sistemare lo sgabello e il microfono, perché arriverà una cantautrice particolare. Lei si chiama Rossella Aliano, ha pubblicato qualche mese fa una canzone che io ho avuto modo di sentire in rete, è cliccatissimo tra l'altro il pezzo, e che mette molta emozione, tra l'altro è dedicata anche ad una persona cara, non sarò a dirlo io, poi ce lo dirà direttamente lei, quindi invito qui sul palco a cantare la sua bella canzone intitolata Dicembre, la cantautrice Rossella Aliano.
gioia mite, dolce come un tramonto rosso a fine aprile, o come il tuo ricordo che non vuol dormire, forte come un tuono che arriva ad agosto, ci spaventa un poco e poi ci lascia uscire. Mio padre torna con la barca piena di spigolettoni ed io sorrido fiera. Cosa porterai l'inverno, che cosa porterai? Cosa ci farai? Inverno, che cosa cambierai? Fragile il profumo di limoni pigri, come i miei discorsi che non so finire. Lacrima a novembre brina il cuore mio, mentre Natale viene ed io non ho più un Dio. Foglie d'autunno che volate sulla mia schiena, la bocca sa di vino, ti scrivo quando è sera. Vedo mio padre che mi abbraccia e brucia la legna, dalla campagna torna stanco e pronta la cena. Cosa porterai? Inverno, che cosa porterai? Cosa ci farai? Inverno, che cosa cambierai? Fredda come pioggia di dicembre fine, come il tuo ricordo sembra non finire. Che bella ballata, Rossella. Grazie. Io non ho voluto dire a chi hai dedicato questa canzone, a me è piaciuta tantissimo la canzone. La canzone, insomma, è diretta ad una persona molto importante. Ma diciamo più che diretta a qualcuno, parla un po' delle stagioni del cuore. Sì, poi indubbiamente c'è mio padre dentro, è abbastanza chiaro. E lì arriva al cuore Sì, sicuramente. sì, sono- Complimenti, complimenti. Grazie. È uscita da pochissimo la canzone intitolata A dicembre. Grazie a Rossella tutti. Aviano, grazie. Ciao. Tra poco presentiamo insomma di nuovo tutti gli atleti che gareggiano per quanto riguarda le nomination, in questo caso del campionato di eccellenza. Però prima dobbiamo assegnare un altro premio speciale. E devo dire che è uno dei premi più ambiti, perché insomma, guardando lo storico di questo evento, abbiamo avuto modo di segnalare e premiare alcuni tra i giornalisti più importanti d'Italia. E questo premio si chiama proprio Premio Stampa e quest'anno viene assegnato ad un palermitano, ad un collega di Gold 78. Sono doppiamente contento che ciò avviene, proprio perché insomma la produzione Play Village e Biz 095 ormai ha instaurato questo rapporto diretto con Gold 78, quindi sul palco dei Penalty Awards ci lusinga la presenza di un altro collega palermitano. Il Premio Stampa 2018 va a Simone Alibani.
Ciao Simone. Poi è chiaro che quando parlo di Simone parlo anche di tutta la tua trasmissione, di tutta la redazione che segue da anni il Palermo, siete la voce del Palermo, la vostra trasmissione è seguitissima e devo dire che è seguita anche a Catania, perché chi ama lo sport, insomma, abbatte le bandiere e guarda soltanto il marchio Sicilia. Ciao Ettore, benvenuti a questa bellissima manifestazione, grazie per l'invito. Ovviamente dico in 2 parole che sono lusingato di questo premio che voglio condividere, come ricordavi tu, con tutta la redazione di Gold 78, in particolare di Diretta Stadio, quindi con i nostri editori Paolo e Gabriele Raffa, i nostri super tecnici, perché noi ci mettiamo il faccione, ma dietro le quinte c'è un grande lavoro, quindi ringrazio Roberto Lombardo, Salvo Tabita e Nick Giuliano e ovviamente gli altri colleghi che fanno parte di questa famiglia. Dico famiglia perché solitamente no, in questo ambiente ci sono le antipatie, le simpatie, eccetera. Noi siamo riusciti oramai da quasi 9 anni a fare gruppo. Questo è una cosa veramente che mi riempie di orgoglio, perché oramai ci vediamo anche fuori dal contesto delle trasmissioni, e grazie veramente per avermi invitato, aver pensato al mio nome, a te e a tutta la commissione. Grazie. E a premiarti è un amico di Penalty, un amico che insomma segue la nostra manifestazione ormai da sempre, addirittura il primo anno è stato lui il vincitore come premio stampa, ed invito qui sul palco Franco Anastasi. Consegniamo a Franco Anastasi la targa, che a sua volta la cederà a Simone, che è ufficialmente il vincitore del premio stampa 2018, Simone Alibani. È una grande soddisfazione pensare di passare il testimone anche ai ragazzi che seguono un'altra Sicilia, quella palermitana, e tu che sei un giornalista catanese non fa nessuna polemica, lo so, però insomma un po' ti spiazza, o sbaglio? No, non mi spiazza per nulla, anzi sono contento perché premiare un giovane per uno anziano come me è sempre motivo di prestigio. Bene, allora siamo contenti, ringraziamo Simone, un saluto. Certo, vieni qui. Una cosa rapida. Era uno spettacolo commentare una Serie A con Palermo, Catania e Messina. Io da sportivo, indipendentemente da quelle che possono essere, perché siamo esseri umani, dobbiamo deontologicamente cercare di essere oggettivi nell'analizzare le performance. Io ricordo un grandissimo gol, pur seguendo quotidianamente il Palermo, di Mascara nel derby con il Palermo, ricordo le prodezze di Corini, ricordo le rovesciate di Zampagna, tutti vanno a celebrare la rovesciata di Cristiano Ronaldo, che ovviamente arriva in una semifinale di Champions League, però Zampagna secondo me anche in Serie A le faceva meglio alcune. No, scherzi, ricordo Riganò nel Messina. Voglio dire, è uno spettacolo e speriamo che lo sport in Sicilia possa tornare ad altri livelli. Un'ultima cosa, mi ha accompagnato la mia ragazza e la volevo ringraziare perché poverina ogni settimana deve sorbire insomma tante partite che devo vedere per lavoro, e un ringraziamento anche alla mia famiglia. Grazie ancora. Grazie. Consegniamo anche a Franco Anastasi il riconoscimento e il ricordo di questa sua partecipazione alla 5ª edizione dei Penalty Awards. Battuta finale? Che devo dire? Sono sempre qui, io ti ringrazio per l'invito, sono sempre disponibile e quindi niente, ancora in bocca al lupo alla tua trasmissione per tanti anni ancora. Grazie a Franco Anastasi, grazie anche a Simone Alibani. Subito i premi adesso, i premi legati al mondo dell'eccellenza, la categoria di punta del calcio dilettantistico in Sicilia, senza nulla togliere chiaramente alla Serie D, però è anche vero che la Serie D non è regionale, è interregionale, pertanto sono meno le squadre, mentre invece l'eccellenza, come sanno ben tutti, è solo ed unicamente siciliana, in questo caso con 2 gironi che quest'anno si sono dati veramente battaglia. Subito le nomination per quanto riguarda il miglior portiere della categoria eccellenza. Sono in nomination e li invitiamo qui sul palco Mohamed Dramed del Canicattì Calcio, Giovanni Maltese del Marsala e Vincenzo Scurria della città di Sant'Agata.
trovato. Mamma mia quanto sei alto, Mohamed. Venite qui, venite qui. Ciao Giovanni. Allora, è una una situazione, un parterre impegnativo, insomma 3 portieroni, è come se sono dei portieroni perché hanno vinto molto e soprattutto hanno difeso alla grande la loro porta, che poi alla fine è il loro obiettivo principale, far fare meno gol per far contenti soprattutto gli allenatori e i presidenti. Allora, per quanto riguarda questa premiazione mi consegni la busta? Grazie, vediamo un po', anche questa è sempre una busta pesante. Dunque, miglior portiere del campionato di eccellenza 2018, Giovanni Maltese, Marsala Calcio. Consegniamo a Giovanni, che ha già vinto qualche cosa, se ricordo bene, perché insomma la tua esperienza è tanta e non è la prima volta che raggiungi il successo ai Penalty Awards. L'ho vinto nel 2015 grazie a un campionato strepitoso, con me anche Davide Testa in quell'anno. Sinceramente ringrazio la dirigenza e il presidente che è qua con noi per un anno fantastico passato da 1 a 10, 100. Adesso però mi raccomando, Marsala stabile, quantomeno in crescita e non in discesa, perché insomma ultimamente il Marsala ci ha un po' illusi in alcune stagioni. Ma quello che posso dirti per il bene della città e delle persone che stanno onorando al massimo il loro impegno è di gettare le basi per un futuro secondo me molto ambizioso, sia per categorie superiori ovviamente. Speriamo bene, speriamo bene. Invece qui abbiamo Vincenzo Scurria della città di Sant'Agata. Ahimè, è andata male, però insomma sentendo il mister e la dirigenza è stata comunque una stagione da incorniciare. Certo, si possono anche perdere le finali, però rimane tutto ciò che di bello è stato fatto. Sì, noi siamo orgogliosi e soddisfatti del campionato. Abbiamo trovato una squadra che ha fatto qualcosa di eccezionale come il Città di Messina, però poi siamo arrivati secondi, siamo piazzati per i playoff, abbiamo superato la fase regionale che non è mai semplice, e ci siamo fermati soltanto nella fase nazionale. Però con grande rammarico, perché di fronte avevate uno squadrone e voi comunque avete fatto secondo me una grandissima partita. Ho avuto modo di vedere alcuni highlights e devo dire che ve la siete giocati in campo. Beh, se l'è giocato anche il Canicattì, perché insomma anche non raggiungendo i playoff per un meccanismo abbastanza strano, troppi punti rispetto alla seconda classificata, la stagione è stata comunque da incorniciare, perché a Canicattì c'è voglia di calcio. Anzitutto voglio ringraziare la società di Canicattì e il mister Sebi Catania. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, anche se non abbiamo raggiunto obiettivi, però speriamo di fare meglio l'anno prossimo. Rimani a Canicattì? Ancora non si sa. Beh, ancora il calciomercato non è esploso, ma tra pochi giorni. Bene ragazzi, che dirvi? Buona estate, riposatevi e speriamo bene per la prossima stagione. Grazie tra me. Grazie Vincenzo, complimenti ancora Giovanni. Il miglior difensore del campionato di eccellenza, 3 nomination che vado subito a chiamare qui sul palco: Giuseppe D'Arrigo del Città di Scordia, Salvatore Maltese del Licata ed Enzo Tornatore del Real Aci. Difensori bassi, solo difensori alti. Accomodatevi ragazzi, venite qui al centro, venite qua al centro, venite qui al centro dell'area, come si suol dire. Allora, per premiare questa categoria dovrei invitare qui sul palco, perché l'ho già visto, naturalmente un nostro opinionista all'interno di Penalty e di Penalty Play, ovvero Giuseppe Rapisarda. Eccolo qua che ci raggiunge.
la busta al nostro Giuseppe, ci darà subito il nome di colui che vince questa categoria, questo ruolo. Miglior difensore stagione 2017-2018, Salvatore Maltese, Licata Calcio. Salvatore Maltese, complimenti, complimenti a Giuseppe per consegnarla a Salvatore. Allora, battuta subito con Salvatore. Licata, che bella piazza, insomma, non soltanto per un passato calcistico di grande qualità, ma credo che quest'anno avete sfiorato un po' tutto, no? Il passaggio chiaramente ad una fase nazionale, ma avete vinto una Coppa Sicilia, è sempre una Coppa, voglio dire, un titolo che vi portate a casa, con qualche rammarico, però la grande soddisfazione, in questo caso anche tua personale, di avere fatto, a detta di tutti, una stagione pazzesca. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie anche a te per l'invito e volevo dedicare questo premio a mia moglie e mia figlia che comunque sono sempre con me dietro. Complimenti. I figli e le mogli sono sempre le più importanti situazioni che debbono accompagnare soprattutto il calcio dilettantistico. Parliamo con Enzo Realaci, che insomma vi davano già retrocessi abbondantemente a metà stagione, invece poi insomma avete fatto quadrato, vi siete resettati, avete veramente stupito tutti, addirittura evitato i play-out. Un miracolo, cioè possiamo gridare al miracolo? Intanto buonasera a tutti, no direi miracolo no, perché comunque noi nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto durante l'anno abbiamo avuto sempre una grande forza d'animo e nonostante qualche batosta abbiamo preso ci siamo sempre rialzati tranquillamente e poi soprattutto il mister e la società ci hanno fatto sempre stare bene, nessun tipo di problema a livello societario e quindi era semplice il giorno dopo nonostante le sconfitte ricominciare e crederci sempre e poi soprattutto noi sapevamo di dover vincere gli scontri diretti. L'abbiamo fatti praticamente sempre, l'abbiamo fatto questo, quindi la salvezza è meritata e miracolo no. Bene, giusto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, complimenti. Mentre invece con Giuseppe a Scordia quest'anno per un attimo, insomma, qualcuno ha pensato è l'anno buono, poi purtroppo in finale playoff avete incontrato un'Arcigna città di Sant'Agata che non vi ha fatto continuare il sogno, però ancora una volta la solita battuta è della serie, è stata lo stesso una bella stagione. Sì, una bella stagione, comunque parlando della partita con il Sant'Agata che è una grandissima squadra, devono ringraziare soprattutto Scuria che ha fatto un miracolo al 120esimo, anche se hanno fatto una grandissima partita. Adesso Scordia si preparerà probabilmente, speriamo, ad un altro ennesimo momento importante, quello della prossima stagione. Si spera che l'anno prossimo si faccia una buona squadra. Speriamo bene, complimenti a voi. Rimanete un attimo sul palco perché dobbiamo consegnare, rimanete qui sul palco perché consegniamo a Giuseppe Rapisarda il ricordo di questa partecipazione. Sono dei difensori, debbono difendere e quando debbono difendere debbono essere determinati. Noi a Penalty Play, la trasmissione del pomeriggio dell'approfondimento sul calcio Catania, diciamo sempre che se non c'è determinazione, soprattutto in una squadra come quella del Catania, non si va da nessuna parte. Assolutamente sì, e comunque ce ne vuole tanta. E adesso siamo nel clou dei playoff, quindi facciamo anche in bocca al lupo al nostro Catania. Grazie a Giuseppe Rapisarda, grazie ancora a voi ragazzi, complimenti, grazie Giuseppe, grazie.